Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane. Abbiamo voluto cominciare da questo disegno, da questa opera che ha dedicato a Cronache Trevigiane Matteo Dalla Francesca. Grazie di cuore Matteo. Quella di oggi sarà una puntata per fare un po' un bilancio con le rappresentanze più autorevoli dell'imprenditoria economica trevigiana. Cominceremo da Maria Cristina Piovesana, presidente degli industriali. Andiamo a sentire con lei lo stato dell'arte di una situazione. Prima però due contributi di ATS e dell'azienda I Padroncini. A tra poco. Per far fronte all'attuale situazione d'emergenza legata al coronavirus, Alto Trevigiano Servizi è al fianco degli utenti e posticipa di 30 giorni il pagamento delle bollette in scadenza. ATS inoltre comunica che gli sportelli di Castelfranco, Riese Pio X, Pieve del Grappa e Pieve di Soligo sono temporaneamente chiusi. Per qualsiasi pratica privilegiate lo sportello online, l'app e il call center. Gli uffici di Treviso, Montebelluna e Pederobba rimangono aperti. Prosecco DOC millesimato extra dry. Cantine I Padroncini. Riaprire le imprese ma in sicurezza. Questo è l'appello degli industriali di Padova e Treviso che prende voce grazie ad Assindustria Veneto Centro. Questo è un momento effettivamente molto molto difficile dove le nostre imprese sono rimaste chiuse per tanto tempo. Noi chiediamo la riapertura in massima sicurezza perché, come ben sapete, la salute è prioritaria e poi che ci sia un aiuto importante da parte del governo e da parte delle banche perché la ripartenza sarà molto complessa. Un'economia colpita al cuore dove la sopravvivenza di intere filiere produttive è messa a dura prova. Mesi delicati e decisivi all'orizzonte dove la fase 2 deve essere guidata in modo chirurgico per non mettere a rischio la tenuta economica e sociale del paese. Nella fase 2 della ripartenza abbiamo bisogno soprattutto di chiarezza e di fiducia. Chiarezza nel senso di avere delle norme che siano chiare, che siano applicabili e che di fatto ci permettano comunque di continuare a lavorare in assoluta sicurezza e contemporaneamente però anche riprendere quella produttività e quella redditività per le imprese, perché non dimentichiamoci che non basta andare al lavoro, ma bisogna che sia anche un lavoro profittevole. Perciò urge da questo punto di vista che il governo effettivamente presidi bene e sia chiaro su quanto è in grado effettivamente di mettere a disposizione della nostra economia e dei nostri lavoratori, dei nostri cittadini. Un tessuto produttivo che brilla per vivacità, 14 in Veneto e distretti strategici, ma un tessuto che ha bisogno di riaccendere i motori. Degne di nota le imprese in grado di riconvertire le loro produzioni. Adesso però è ora di tornare a creare economia reale. Noi abbiamo sempre parlato di flessibilità, di creatività tutta italiana e io penso che in questo momento le imprese abbiano dato un'ulteriore prova, se fosse necessario, un'ulteriore prova di ciò che significa essere capaci in breve tempo di convertirsi, di recuperare produzioni diverse, di essere proprio creativi, nel senso di immaginare che ieri era una cosa, oggi sono qualcos'altro. Ci sono aziende che questo hanno potuto farlo e l'hanno fatto, ci sono aziende che invece non potranno farlo perché appartengono a delle filiere che non hanno queste possibilità. Oggi noi dobbiamo lavorare in modo da sostenere tutti. Bene, grazie alla presidente di Assindustria Veneto Centro. Ora invece andiamo a Oderzo, dove abbiamo voluto incontrare Valerio Cescon, presidente di una cantina di secondo grado, la cantina La Marca. Con lui parliamo di gesti di cuore, ma anche di investimenti per il futuro. Sentiamolo. Buone notizie in casa La Marca, cooperativa trevigiana che raduna 9 cantine, la quale lo scorso marzo si è aggiudicata la medaglia d'oro a Mundus Vini con il prosecco millesimato di ACG. È stata una bella soddisfazione, una delle tante, è uno dei nostri prodotti di punta, è un riconoscimento internazionale, una conferma quindi per noi e questo aiuterà sicuramente anche le nostre vendite.
Cerca il lato positivo anche in questa situazione la cooperativa che durante il periodo di emergenza ha favorito azioni di messa a punto per una migliore gestione produttiva. Noi stiamo programmando investimenti per la nostra azienda e insieme alle nostre aziende associate per potenziare l'area produttiva, migliorare la qualità, il servizio, la logistica e l'impatto ambientale delle nostre attività, e questo complessivamente per parecchi milioni di euro. La vita continuerà, siamo imprenditori, vogliamo essere positivi e dobbiamo essere pronti quando si riprenderà a poter correre ancora più veloci. Cooperare, questo è il verbo che riassume la risposta più efficace in questo momento di criticità. E proprio nel segno della cooperazione la marca ha donato 50.000 euro a favore e a sostegno del servizio sanitario regionale. Noi siamo azienda di territorio, i nostri viticoltori sono i viticoltori dei nostri paesi, della nostra area, siamo un'azienda che porta nel mondo l'economia del territorio. In questa situazione di emergenza ci è parso doveroso dare un contributo che riteniamo abbastanza significativo a sostegno del sistema sanitario veneto. Avevamo fatto qualcosa di analogo già nel fine 2018 con la tempesta Vaia. L'essere aziende del territorio, avere la tua vita, il tuo cuore, il tuo corpo sul territorio vuol dire anche essere presenti quando ci sono le difficoltà e contribuire a che si esca velocemente, il più velocemente possibile da queste situazioni. Fa parte del nostro DNA. Bene, tempo di bilanci anche per i nostri artigiani. Abbiamo voluto fare il punto con Vendemiano Sartoro, presidente di Confartigianato, marca Trevigiana il Servizio. Alzare le serrande, riaprire i laboratori e le aziende per tornare a mettere in moto le imprese e svoltare la situazione. Questo è l'appello di Confartigianato marca Trevigiana, fortemente preoccupata per la situazione che potrebbe ulteriormente delinearsi. Noi riteniamo che sia giunto il momento un po' di anche per le imprese questa divisione per codici di Ateco, di attività, e venga messa nel merito anche della struttura dell'impresa. Noi riteniamo che le imprese che noi rappresentiamo, delle quali il 60% è senza dipendenti, non abbiano bisogno di tanti accordi sulla sicurezza, ma devono essere messe in condizione di andare a lavorare. 55% le imprese in provincia di Treviso che hanno richiesto assistenza alla cassa integrazione dell'artigianato, una situazione più grave del 2008. Fondamentale inoltre una flessibilità maggiore per gli istituti di credito, in modo da favorire agevolazioni anche per le aziende più strutturate. Per quanto riguarda la liquidità, il problema non starà nei 25.000, in questi giorni è partito, io mi auguro che ci sia la risposta da parte del sistema bancario perché non rischia nulla. Ricordo comunque che sono debiti che le imprese si fanno e per pagarli bisogna lavorare. Il problema maggiore sarà dai 25.000 euro agli 800.000, quello che ci riguarda, perché va bene che c'è la garanzia del 90% dello Stato, ma bisogna anche che noi possiamo modificare le regole di Basilea sul merito del credito, perché altrimenti queste aziende non saranno giudicate solvibili da parte del sistema bancario. Imprese come motore di economia e socialità, urge pertanto uno snellimento burocratico e ancor più fondamentale un sostegno di iniziativa pubblica sugli investimenti. E quello che mi preoccupa ancora è che non si torni ad avere questa mentalità ostile nel nostro paese nei confronti dell'impresa. L'impresa credo non sia il diavolo, ma senza impresa non si fa occupazione, senza occupazione non si fa lavoro e senza lavoro la gente credo non possa vivere. Perché un altro elemento necessario è quello che necessariamente a una carenza di economia privata ci dovrebbe essere un maggior sostegno anche di iniziativa pubblica. Allora noi dobbiamo spostare la nostra spesa, la spesa corrente come pubblica, a spesa sugli investimenti. Una serie di lavori pubblici, soprattutto demandati agli enti locali, quindi di piccolo importo ma tanti nel territorio, che magari possono partire a fine anno o nel prossimo anno, potrebbero essere quell'elemento di volano positivo perché la carenza di economia privata possa essere supportata da iniezione di economia pubblica, però sugli investimenti.
In questa emergenza quanti cantieri bloccati, quanti lavori sospesi, lo sa bene l'Unione delle Bonifiche del Veneto e per questo abbiamo raggiunto Andrea Crestani, che ne è il direttore. Consorzi di bonifica all'opera anche in questo momento di grave emergenza sanitaria, impegnati a mantenere i servizi essenziali soprattutto a beneficio della filiera agricola. Abbiamo fatto il punto con Ambiveneto su quello che è lo stato dell'arte dei cantieri straordinari per le opere irrigue. In Veneto i cantieri attualmente per quanto riguarda la risposta a un cambiamento climatico e alle necessità delle aziende agricole di avere risorsa irrigua disponibile sono molti ed importanti e derivano da linee di finanziamento nazionali. Il primo progetto che si aprirà, il cantiere che per primo si aprirà nei prossimi giorni, sarà legato al canale LEB, il canale Lessinio Egano Berico, è il canale irriguo, l'arteria irrigua più grande che abbiamo in Veneto, che interconnette l'Adige con il Bacchiglione attraversando la provincia di Verona, di Vicenza e di Padova. Un canale artificiale di 32 km di lunghezza, importantissimo, attraversa le aree che hanno avuto l'emergenza FAS, quindi l'acqua pulita dell'Adige ha un'importanza estrema per dare sostegno all'agricoltura, con un intervento di circa 20 milioni di euro finanziato dal piano in base. Ma anche per i prossimi mesi Ambiveneto ha una pianificazione dettagliata degli interventi. Da qua all'autunno partiranno anche numerosi cantieri su tutti i consorzi di bonifica, su quasi tutti i consorzi di bonifica. Per esempio nell'area del Trevigiano avremo 2 importanti progetti di riconversione irrigua che anche qua di circa 20 milioni di investimenti fatti con il piano di sviluppo rurale nazionale, di riconversione irrigua e quindi di efficientamento delle reti. Così come in tantissimi in altri consorzi, e a questo si affiancheranno progetti finanziati per il risparmio idrico e per l'efficientamento delle strutture nella Bassa Padovana, nel Vicentino, nel Veronese e anche nel Veneziano. Quindi abbiamo tutte le province interessate da questa importante opera di riconversione. E ora, prima di chiudere, per la rubrica Dillo con il cuore, andiamo ad ascoltare la voce di Terenzio Borga, presidente di Aprolav, presidente dei produttori di latte del Veneto. Grazie. Anche Aprolav ringrazia medici, infermieri, volontari e forze dell'ordine, ma un ringraziamento particolare a noi stessi, gli allevatori, che anche in un momento economicamente difficile continuiamo a produrre alimenti sani e di qualità supportati da cooperative e da caseifici. Gli allevatori il lavoro che fanno lo fanno con passione e cuore. Dal cuore degli allevatori un grazie di cuore e un augurio sincero per una veloce ripresa. Bene, grazie per averci seguiti fin qui, siamo arrivati alle conclusioni, ma vi ricordiamo come sempre che tutti i nostri servizi possono essere rivisti su www.cronachetrevigiane.tv, seguiteci anche dalla nostra pagina di Facebook. Grazie ancora, alla prossima settimana, stesso orario, stessa televisione e vi lasciamo con 2 ultimi promo da seguire. Alla prossima! Per far fronte all'attuale situazione d'emergenza legata al coronavirus, Alto Trevigiano Servizi è al fianco degli utenti e posticipa di 30 giorni il pagamento delle bollette in scadenza. ATS inoltre comunica che gli sportelli di Castelfranco, Riese Pio X, Pieve del Grappa e Pieve di Soligo sono temporaneamente chiusi. Per qualsiasi pratica privilegiate lo sportello online, l'app e il call center. Gli uffici di Treviso, Montebelluna e Pederobba rimangono aperti. Astoria ha scelto il sistema di qualità nazionale produzione integrata SQNPI. Salubrità, sostenibilità e salvaguardia ambientale.